Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito con i numeri del Covid in quest'oggi. Allora abbiamo 1147 tamponi molecolari, 151 nuovi contagi, 1317 test rapidi antigenici, 403 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono sempre 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 191. Nella giornata odierna si registra il decesso di una persona. E adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca, andiamo sui fatti accaduti nella notte tra sabato e domenica a Lignano Sabbiadoro, perché nella giornata di domani riaprirà per la stagione estiva l'ufficio di Polizia di Stato, che sarà operativo fino a fine agosto. Il personale proveniente dalla questura di Udine sarà in servizio nella località marittima di provata esperienza nell'attività di controllo del territorio e sarà affiancato da agenti di nuova nomina provenienti da altre sedi, garantendo un maggior numero di pattuglie automontate rispetto agli anni scorsi. Nel 2021 invece il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Udine, che opera con competenza territoriale sul Friuli Venezia Giulia e sulle province autonome di Trento e Bolzano, ha sequestrato beni per 3.774.000 euro e condotto 16 sopralluoghi per l'accertamento dello stato di sicurezza di musei, biblioteche ed archivi, 37 controlli ad aree archeologiche, marine e terrestri, siti UNESCO in primis, 139 verifiche in area con vincoli paesaggistici e monumentali, 107 i controlli ad esercizi antiquariali e commerciali e 7 i controlli a mercati e fiere antiquariali. E adesso ci trasferiamo a New York nel prossimo servizio per la missione della regione Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti. Si è chiusa presso il Fogolar Furlan di New York una settimana fitta di incontri per la delegazione capitanata dal presidente Fedriga, che con la sua presenza ha voluto testimoniare l'affetto per questi ambasciatori del Made in Friuli. Grande risalto ha ottenuto la mostra dei mosaici spilimberghesi ed allestita per l'occasione da Steve Miotto e Fabrizio Travisanutto nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Nell'intervento di Miotto sono state presentate le foto e i dettagli delle 60 stazioni della metropolitana di New York che ospita i mosaici prodotti a Spilimbergo. Altro momento coinvolgente, l'incontro tenutosi presso lo studio legale Gibson & Gibson, dove sono emerse le posizioni conquistate dalla terza e quarta generazione di friulani. Storie incredibili con un grande denominatore comune: fatica, studio, lavoro, dignità e forza di volontà. Dall'istruttore di volo presso la US Navy all'avvocato presso la Corte Suprema, alla giornalista sommelier, alla funzionaria presso la Federal Reserve. Sempre presente anche la console aggiunta Irene Asquini, friulana doc, che ha ribadito la presenza e la disponibilità del consolato per le iniziative promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Nell'incontro organizzato alla Famè Furlane di New York, il più antico club di emigrati italiani in città, fondato nel 1929, la dottoressa Asquini ha potuto respirare aria di casa degustando i prodotti tipici del Friuli: prosciutto San Daniele, formaggio Montasio e dulcis in fundo la Gubana. Bene, con questo servizio chiudiamo qui questa edizione live. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.